Buonasera. Ripete spesso il Re Sole di Arcore e i suoi maggiordomi che l'opposizione non propone nulla ed è capace di dire solo no. E allora voglio smentire questi bugiardi elencando alcune proposte fatte dai partiti dell'opposizione la scorsa settimana alla Camera durante il dibattito sulla finanziaria. Tutti bocciati naturalmente, così che potete toccare con mano che ciò che dicono è falso, totalmente falso. Ad esempio, l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro aveva presentato vari emendamenti per risparmiare denaro pubblico in questi tempi di magra in cui si chiedono sacrifici a noi cittadini. Tra questi uno chiedeva l'abolizione del doppio stipendio da ministro e da parlamentare. Chi fa parte del governo ed è anche parlamentare riceve 2 stipendi. Ebbene, questo emendamento è stato bocciato dal Partito della Libertà, dalla Lega, dall'UDC e anche dal PD con qualche distinguo e col solo voto favorevole di Italia dei Valori, per cui il doppio stipendio è rimasto. Un altro emendamento, sempre di Italia dei Valori, voleva cancellare il rimborso elettorale nel caso in cui la legislatura terminasse prematuramente. Per spiegarmi meglio, uso l'esempio delle elezioni del 2006, quelle vinte da Prodi. Tutti i partiti che avevano il diritto di rimborso in quella consultazione elettorale, anche se la legislatura è terminata anticipatamente, continuano a percepire questo rimborso elettorale annuale fino al 2011, cioè come se la legislatura terminasse nei tempi regolari. E così abbiamo il paradosso che i partiti che attualmente non sono presenti in Parlamento, Rifondazione Comunista, Verdi, Udeur ed altri ancora, continuano a ricevere i finanziamenti dallo Stato fino al 2011 e i partiti che erano in Parlamento nel 2006 e anche nel 2008 e neanche sono ancora nel 2008 ricevono un doppio rimborso fino al 2011. Tutto questo grazie a una legge del febbraio del 2006, quando c'era il governo Berlusconi, che concede l'erogazione del rimborso elettorale anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere. E poi c'è un'altra anomalia che riguarda i rimborsi elettorali. I rimborsi sono calcolati sull'intera platea degli elettori, per cui se votano l'80% degli aventi diritto, i partiti si dividono anche il restante 20%. Hanno votato contro l'eliminazione di questa legge il Partito delle Libertà, la Lega. Intendiamoci, la Lega di cui parlo è sempre quella che grida Roma ladrona. Il Partito Democratico, sempre con qualche distinguo, si è astenuto l'UDC e naturalmente ha votato a favore Italia dei Valori. Il costo per le casse dello Stato di questa nefandezza è di circa 300 milioni di euro. Strepitoso, a me pare strepitoso, a me pare anche una vergogna, uno scandalo bello e buono. Tutto questo è accaduto mercoledì scorso a Montecitorio della Camera dei Deputati. Ma non è finita. Nella seduta in questione il Partito Democratico ha presentato un emendamento alla finanziaria nella quale chiedeva di dividere i 500 milioni di euro destinati a Roma anche con gli altri comuni in difficoltà, tra cui il comune di Catania, e di dotare così i 140 milioni già destinati alla città siciliana alle aree territoriali confinanti con le regioni e le province a statuto speciale, ad esempio il Veneto. Ebbene, anche questo emendamento non è passato per pochi voti, con il voto contrario determinante della Lega, sempre quella che abbaia su Roma ladrona e che dice basta alle politiche assistenziali dello Stato al Sud. Così, grazie ai voti della Lega, 140 milioni di euro sono andati a fondo perduto al comune di Catania, una città gestita per 8 anni da Umberto Scapagnini, l'ex sindaco oggi parlamentare, medico personale di Berlusconi e sotto inchiesta giudiziaria per il buco di 1 miliardo che ha lasciato al comune Tneo. Questi sono fatti e i fatti non si possono smentire. Queste erano proposte di buon senso che avrebbero reso il paese più giusto, facendo anche risparmiare, ma sono state tutte bocciate. E allora avete capito, cari telespettatori, perché il Partito delle Libertà e la Lega giocano sulla paura dei cittadini? Sono armi di distrazione di massa. Gridano al lupo anche quando il lupo non c'è, perché queste porcherie, non saprei chiamarle altrimenti, verrebbero conosciute e tutto il castello di fandonie che hanno costruito crollerebbe, scoprendo così che dietro tutti gli allarmi per l'immigrazione, per l'ordine pubblico, c'è la paura che emerga in tutta la sua drammaticità l'incapacità e a volte la disonestà di questa classe politica che ci governa. È buio nel nostro paese, è calata la notte sulla nostra Repubblica. Arrivederci a mercoledì prossimo.